benvenuti allo Sport City in via Alvaro del Portillo, la seconda giornata di Serie A2. L'Italia in maglia verde sfida il BMD Gianicolo. Fallo laterale per il Gianicolo, battuto al limite dell'area, il gran gol di Corsi al volo. Alessandro Corsi disegna una gran traiettoria da fuori area e trova il vantaggio per i suoi. La discesa, attenzione, chiamata di Regis sulla sinistra, Regis rientra sul destro, c'è il passaggio al limite, il tiro da fuori di Pantaleoni, gran parata di Babiloni sul palo. Pantaleoni ci prova da punizione, gol piazzato, palo gol, Pantaleoni 2-0, il raddoppio del Gianicolo. Sta per partire ancora Pantaleoni, stavolta con la punizione bassa e sorprende ancora una volta Babiloni sul suo palo. 3-0 per il Gianicolo. Attenzione qui tentata dall'Italia che vuole provare a uscire, attenzione pescato in area di rigore Andreuccioli. 1-3, si rifanno sotto i ragazzi in maglia verde con Andreuccioli pescato bene da questo lancio molto alto. Cross dentro del Gianicolo, attenzione c'è un contatto in area ed è calcio di rigore, fallo subito da Corsi. Parte la rincorsa di Villari, gran battuta centrale e 4-1 per il Gianicolo. Attenzione al retropassaggio su Boni, il dribbling avventatissimo di Boni che poi stende un avversario e sarà calcio di rigore. Parte Andreuccioli, bella esecuzione di Andreuccioli e 2-4. Corsi, bell'assist dentro per Regis col piattone, non sbaglia Regis, 5-2 per il Gianicolo che ristabilisce subito le distanze. Attenzione al possesso palla dietro il Gianicolo, errore clamoroso difensivo e arriva il 5-3, il 3-5 scusate, di Andreuccioli sul passaggio dentro praticamente del difensore avversario che lo pesca solissimo, errore clamoroso. Gianicolo in avanti adesso al lato corto dell'area di rigore, il cross, Corsi cicca di pochissimo. L'Italia non si arrende ancora, in avanti la palla servita a Ciametti, che gol di Ciametti dalla distanza, in fila all'incrocio, nulla da fare per Boni, accorcia di nuovo le distanze dall'Italia, siamo 4-5. In avanti ancora il Gianicolo, il dribbling prolungato e la rete che arriva di Pantaleoni in azione personale, mette anche a sedere il portiere con una finta e in bello stile va a piazzare il 6-4. L'Italia ancora in avanti col tiro respinto da Boni, la palla rimane lì e il gol clamoroso, il rimpallo di Salveta sul rinvio avversario, 5-6 dell'Italia che non vuole morire. Attenzione la punizione battuta lunga sul secondo palo, ma arriva qui il triplice fischio del direttore di gara, vittoria importante sofferta per il Gianicolo, 6-5 nella seconda giornata di A2.